La chitarra è quella di Carlos Santana, la voce invece è quella di Wyclef Jean. Ho detto Santano, vabbè, Santana, la stessa cosa. Abbiamo qualcuno in linea però, per questo mi sono un attimo tecnicamente perso sul mixer. Jonathan, buongiorno, mi hai creato un attimo di confusione, mi fai dire Santano al posto di Santana, ma insomma... L'importante è un titolo, Maria, ecco, lo sapevo, infatti ho detto speriamo... fratello. Ecco, bravo. Un bagno me. A posto. Jonathan, cosa fai quest'oggi di bello? Immagino anche tu dietro le tradizioni della nostra città, quindi dietro a quelli che sono tutti i festeggiamenti agatini, no? Mare, ma chi da pasta testa? Mare, a Santa Paccomore è chiusa nella chiesa. Però dico, stai vivendo questa atmosfera, immagino, no? Mare, stanotte, mare, ci ho pessi, mare, lasciamo cadere ancora a San Cristoforo. Bene, sono contento. Con la della Marina non ci faccio a venire Milla. Certo. E ne richiamo, mare, erano tutti io che i miei compagni, mare, c'era l'Iccamastici, c'era l'Iccamofo, che ho finito dall'Iccamastici, mare, che è Nico. Hai 12 anni, mare, ne ci conosci. Si chiama l'Iccamofo, mare, perché c'ho Ponico. Questo era Luca e Andrea. Capitava anche a me quando ero piccolino, mi dicevano di portarmi quelli più piccoli di me, i cugini. È un classico. Mare, c'era magari Pino la Spina, Rollo Magic, mare, Pino la Spina c'ha un sacco. Perché quando era Nico, insomma, ci feci un voto, piscia naida. Mare, piscia vallo, che io mare, nascivo un bagusciamo unito, Rollo Magic, mare, nascivo un bagusciamo. Lui. Però mare, si mise un sacco, ma è miglioravo, miglioravo bene, sono contento per lui. C'era magari Enzo Sicilio, mare. Enzo Sicilio? Mare, campione del mondo di KDM. Cogli l'attimo. Mare, tu cogli l'attimo, appena senti Sicilio, io. Immediatamente. Si parte a coppo, un simpaticone questo, un stiamo seguendo una festa, mare, siamo corretti, non li stiamo spaccandoci di vetro. Bene. Quando c'è la festa, mare, dice andaita, si va tutti tranquilli. Certo. Ma poi dopo ognuno fa chi due cavoli, chiaro, ma durante la festa tutti così puliti, tutti così tranquilli. Bravo, sono contento, Jonathan, che tu dica una cosa del genere, che al momento funge anche da monito per tutti quelli che stanno ascoltando la radio. Mare, ma poi per festa dice andaita, ci sono un sacco di auci cosi che ti fanno una vita, mare. Tipo? Per esempio ci sono Olivetti, c'è la Cannicavato, anzi mare, posso salutare a Paola Bizzocca. Certo, come no, certo. Paolo, sì, numero uno, mare, con il focolaro, mare. Perfetto. C'era tanto di tuo fumo, mare, che pare che avevano fatto già un fuoco da futtino, invece era Ito, mare, che fuminava come un matto. Perfetto, sono contento veramente abbia ritrovato quello che è una via che dovresti percorrere però ogni giorno, anche dopo le festività gatine. Mare, ora non esageriamo, noi ci siamo corretti, però ora non esageriamo. Poi dopo, mare, dopo festa, mare, ognuno fa i suoi cosi. L'hai già detto, però io sto cercando di riportarti nuovamente. Dovresti ritenere la candelora come un simbolo, capito? No, mare, la cannalora è pisciandaita e poi una cannalora dopo c'andaita, mare. Scusa, ripetimi questo concetto che non ce l'ho chiaro. Allora, presso la cannalora, pisciandaita. Sì. Dopo c'andaita, una canna e l'apostrofo ora. Jonathan, tu sei veramente un debosciato, guarda, io mi spiace. Ma io esatto, ecco, meno male che lo sai. Meno male che lo sai, guarda, meno male. Comunque, seguiti la festa, olivette, torrone, noccioline, eccetera, tranquillo, sereno, adesso e anche dopo, ok? Mario, posso salutare all'Iccamastici. Saluta all'Iccamastici anche suo cugino di cui non ricordo il nome, però. Ecco. All'Iccamastici, saluto a te e ad un neurone che ti resta 11 rivedo. Ciao, mare!